Se si vuole vincere la propria sorte bisogna usare saggezza e moderazione. Chi tenta di prevenire il danno prima che sopraggiunga non riesce né ad evitarlo né a guardarsene, perché non c'è modo alcuno di evitare il caso. Quest'anno il lavoro è stato molto superiore anche al solito, perché fra tutto eravamo più di 40 attori con varie comparse e cose, quindi poi la gestione anche in questo caso delle battute spezzate nel mio caso fra personaggio e alter ego, quindi le sincronie, no, è stato molto molto lungo, abbiamo speso veramente tantissime ore sia insieme che da soli, però speriamo che sia stato bello. Che intendi fare? Uccidere il duca! Possibile che una donna che non ha conosciuto padre abbia tanto coraggio? Sì, Cosa ti dà tanto valore? la mia fama e il mio onore prima di tutto. Bada, che vedrai Astolfo tuo re e marito di Stella. Giuro che non accadrà. Beh, è una follia. Me ne accorgo. E allora cacciala! Non posso! Sicuramente la pièce di Calderone della Barca è estremamente attuale, anche se può non sembrare, essendo del 1600. Banalmente il rapporto padre-figlio ad oggi è molto facile trovare situazioni complicate a livello familiare, piuttosto che appunto questo parallelismo tra vita e sogno, realtà e illusione. Quello che Calderone della Barca vuole realmente specificare è che nella vita comunque bisogna fare del bene, perché il bene torna, che sia vita, che sia sogno, che sia realtà, che sia illusione. I ragazzi sono stati, all'inizio erano molto indecisi, molto titubanti nell'affrontare questo testo e anch'io mi sono proprio buttata perché è stata una decisione mia e poi invece hanno cominciato a entrare dentro e ne è venuta fuori una cosa bellissima. Mi porto a casa proprio l'esperienza, i rapporti con i ragazzi, la fatica del sacrificio, la puntualità, il rispetto dell'altro, mi accorgo che sono tutti valori che si stanno perdendo, invece ributtare continuamente, rilanciare questo valore, questo umano, questa umanità fatta anche delle piccole cose è veramente una grandissima sfida.